Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Siamo qui con la diretta con le Sibille, dunque una risposta per ciascuno a una domanda gratuita con le amiche chiacchierine. Vi ricordo che comunque ci sono altri appuntamenti, dunque se io non dovessi riuscire a rispondervi questa sera potete tornare domani, non sul mio canale ma sul canale YouTube del Marietto Veneziano e alle 16 dunque vi risponderemo in due con radiestesia e Sibille, ma mi auguro di riuscire comunque a darvi una risposta questa sera. Vi ricordo quali sono le modalità per la domanda, dovete mettermi il vostro nome, la vostra data, una domanda ben formulata, precisa, e eventualmente se mi fate guardare per una persona a voi cara dovete mettermi anche la data e il nome di questa persona. Dunque queste sono le poche semplici regole, rispondo in ordine di arrivo, cercate di compattare tutto in un unico commento così che non va disperso, cioè non mettete la domanda, poi la data e altri dati dopo, provate a scrivere bene tutto. E bene, diciamo che queste sono le poche semplici regole che ovviamente agevolano la mia possibilità di rispondervi, così tengo tutto sotto controllo e sott'occhio più facilmente. Bene, allora detto questo, comincio a salutare le amiche e gli amici che sono collegati, siete già qualcuno, insomma ci sono anche già delle domande. Dunque, ciao Katia, ciao Cira, ciao Angelica, ciao Antonio, ciao Sonia, buonasera Marietto, ciao Sofia, ciao Tiziana, ciao Ermanno, ciao Maurizio, ciao Sara, ciao Daniela, ciao Giuseppina. Bene, quanta bella gente stasera, grazie, grazie sempre per la vostra partecipazione. Bene, io direi di cominciare. Cominciamo in ordine dunque, partiamo da Angelica. Ma chi ti dirà i suoi sentimenti? Perché mi dirà i suoi sentimenti può essere chiunque, non è una domanda completa. Mi raccomando, se mi chiedete di guardare su qualcuno, dovete mettermi anche il nome e la data di questa persona, è importante per me. Ora, Angelica, cerca di commentare il più presto possibile aggiungendomi questa informazione, ti rispondo appena la trovo. Me l'hai messo in un commento successivo, va bene, allora a questo punto così è più completo. Vediamo se Fiorenzo dirà ad Angelica i suoi sentimenti. Al momento si direbbe che voglia tenerli per sé. Vediamo un po'. Allora, il sentimento c'è, è anche abbastanza intenso, abbiamo nella prima linea amore e amatrice, dunque non è neanche una cosa nuova, parte già dal passato, non è una situazione solo di adesso, ma è stato quasi un colpo di fulmine per lui, un qualcosa di improvviso, inatteso, che lo ha turbato ad ogni modo. Ogni tanto ha provato della gelosia, probabilmente anche sia lui sia tu non eravate completamente liberi, perché vedo questa è una situazione di quando si sta con una persona ma si guarda da un'altra parte, dunque oltre che ovviamente contesti festosi e così via. Ma il nemico è chiaro che dunque come ostacolo c'era qualche altra persona, però fin da subito diciamo che c'è stato un sentimento quasi istantaneo. Abbiamo al presente domestico, fedeltà, artista e gran consolazione. Dunque
Lui è una persona che è sincero veramente nel suo sentimento nei tuoi confronti, sebbene abbia mortista e gran consolazione, dunque è sincero, ma anche oltre che presente, è anche molto capace, sa sostenerti, consigliarti in certe occasioni. Comunque non mi sembra, cioè potrebbe anche desiderare parlarti e comunicarti il suo sentimento, ma è più centrato su di sé in questo momento, come se in fondo lo sognasse, ma la sta ancora valutando come cosa di esporsi. Abbiamo Allegria, donna maritata, gran signore, dunque lui aspetterà che questa cosa si assesti e diventi più forte, però devo dirti che già abbiamo degli indizi di un sentimento sincero. Conclude con prigione, casa, malinconia. Dunque secondo me non credo che si farà avanti verbalmente, non c'è, vedi che non c'è la carta delle comunicazioni, non c'è lettera, non c'è messaggero, dunque lui vive tutte queste sensazioni, queste emozioni, ma si sente bloccato per qualcosa che ha a casa, una situazione che riguarda lui. L'esito abbiamo amica, vecchia signora, amante, disgrazia. Dunque non so se si accontenterà di amarti alla distanza a causa di una presenza di una persona più grande ovviamente di te, che sei la consultante di questo momento. Dunque diciamo che al momento non lo vedo, cioè vedi che l'amante c'è, che è quello che si lancia, però con disgrazia è chiaro che non avviene, dunque c'è un grande freno rispetto all'esporsi. Dunque non lo vedo nel prossimo periodo. Andiamo avanti, facciamo la prossima lettura, scusate, controllo la regia, grazie Marietto. Allora, torniamo a noi. Angelica abbiamo risposto, torno indietro perché per prendere l'altro pezzo ero andata avanti. Dunque, Sonia, mi risulta Sonia, non ve la prendete se salto qualcuno, io vado secondo l'ordine che mi propone StreamYard e per me quello è vero, dunque abbiate pazienza. Sonia, ciao, volevo sapere se c'è l'arrivo di un amore, per me sono sola. 15 febbraio 79, va bene Sonia, vediamo cosa c'è per te nel prossimo periodo. Sonia, 15 febbraio 79, vediamo se arriva qualcosa in amore. Un uomo più grande. Allora, casa, malinconia, donna maritata, omaggio di preziosi deliranti. Dunque, la linea del tuo passato mi dà una fotografia di te, un'immagine di te, probabilmente avevi già o una convivenza, un matrimonio, comunque una relazione importante nel tuo passato che però non ti dava quella felicità, ti sentivi molto sola, molto infelice a casa e senti fino a qualche tempo fa, diciamo che questa è la linea del passato, dunque fino a qualche tempo fa sentivi proprio non solo un'incompatibilità, l'incomprensione di coppia, ma anche come se un'occasione che poteva essere buona sia stata sprecata. Dunque ti porti un po' questo ancora appresso, del resto non compare a caso in questa stesura. Però viaggio, amore, leggerezza, nemica.
se stai per partire verso un posto di vacanza, è possibile che avvenga un qualcosina, e non so se cioè mi sembra proprio una stesa dinamica nel presente, dunque o vuol dire che sta avvenendo un cambiamento che porta una occasione improvvisa e molto fortunata per l'amore, chiaramente c'è leggerezza, dunque intanto è una cosa che nasce un po' così, potrebbe anche indicare comunque una persona che viene da lontano. Dunque diciamo che o stai andando tu verso qualche destinazione non proprio dietro l'angolo, dove è possibile che tu incontri e avvenga qualcosa di improvviso e molto bello dal punto di vista sentimentale, oppure proprio un viaggio ti porterà una persona, qualcuno che si sta spostando. Nemica chiaramente parla di ancora qualche ostacolo, qualche cosa che non va. Forse non so se hai intorno a te una persona gelosa, che però non lo dà a vedere. Dunque è possibile che in fondo, in questo tuo desiderio di avere qualcuno accanto, possa esserci un'interferenza di qualche tipo. Però nel prossimo periodo abbiamo allegria, che sarebbe allegrezza al cuore, la matrice e l'ammalato. Dunque ci sarà un'occasione importante, o comunque importante in che senso? Lo vediamo dopo che diventa importante, però là per là sembrerà proprio una cosa così, più un'attrazione o un qualcosa in un momento festoso, e questo in effetti ti porterà a valutare se varrà la pena metterti in gioco oppure no, cioè ti darà qualche pensiero questa situazione, perché probabilmente tu desideri qualcosa di stabile e là per là non ti sembrerà che sia così, però guarda, la riunione Fedeltà e Stanza è veramente una bellissima chiusura, molto molto positiva, dove appunto un rapporto sarà un rapporto foriero di sentimenti importanti, comunque stabili, e la stanza, cioè vorrete proprio vivere il vostro rapporto in modo molto intenso, molto ravvicinato, chiudendo il mondo fuori, dunque a me sembra proprio che molto vicino stia arrivando, non manca molto. Allora, vedi, amica falsità, torna un po' questa situazione, dunque quasi un po' come questa nemica, ha un po' lo stesso sapore per me, nel senso che sì, l'amica è quella che ci sostiene, è anche il dissiparsi di ostacoli, e potrebbe anche voler dire che si crea una qualche occasione da cogliere al volo, no? Con questo opportunismo che ci segnala il gatto, però potrebbe anche voler dire che in fondo, vedi che c'è anche la carta del militare, in fondo potrebbe essere che stai sottovalutando magari qualcuno che sembra un'amica, ma al di là di questo, visto che la stesa riguarda l'amore, dunque è probabile che abbiamo un'occasione che verrà a crearsi, che sarà da cogliere al volo, dove magari dovrai lottare anche un pochino, ma è possibile che ci sia una grande, grande attrazione fisica con questa persona. Allora, scusate, ho una chiamata in diretta e sapete che quando arrivano le chiamate in diretta io do priorità alla chiamata. Comunque ho risposto. Pronto? Salve, sono due ragazze, abbiamo visto il vostro video su YouTube dell'incantesimo dell'amore. Ah, guarda, sono in una diretta in questo momento, dunque non posso risponderti. Pensavo avessi chiamato per una domanda gratuita. Sono dunque qui su YouTube in questo momento in diretta. Non posso risponderti ora, se vorrai ci sentiamo in un altro momento. Scusami, a meno che tu non voglia farmi una domanda e avere una risposta, ma dico con le sibille. La chiamo più tardi. Va bene, buona serata, grazie. Salve. Eccomi, io pensavo fosse qualcuno che chiamava per una domanda, vabbè. Ultimamente ci sono tanti bei imprevisti nelle mie dirette, così vedete come non c'è niente di programmato, andiamo avanti. Dunque, Sonia, abbiamo stabilito che stai per...
Ok, questa è una... spero che sia una domanda, altrimenti metto il silenzioso. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Ciao Ilse, sono Michelle. Ciao Sei in diretta, Michelle. Sì, giusto? sono in diretta. Sei per una domanda, Allora, vero? ci siamo Perché... sentite l'altra volta per un consulto. Sì. Allora, io ti devo dire, insomma, se mi riconfermavi quello che mi avevi detto, cioè Luigi ritorna, viene alla visita lunedì. Allora, ok, io non è che mi ricordavo più tanto bene perché sento Ah, tante persone. vabbè. Ricordami la data di Luigi, per favore. Sì, 3-11-93. E la tua Precisamente data? 67. Scusami? No, ho detto il 3-11 del 67, io 19-10-93. Ok, aspetta lì che giriamo le carte. Chiaramente potrai rivedere poi la diretta sul mio canale YouTube, dunque in qualsiasi momento... Sì, l'ho dovuto ascoltare se non ce la leggo. sì, hai fatto bene, comunque potrai vedere perché mostrerò le carte della stesa. Ok, ok. Allora, vediamo se Luigi viene a questa visita. Lunedì hai detto? Sì, lunedì 6. Ok. Beh, la visita c'è, però si sospiri. Allora, abbiamo la prima linea che riguarda il passato, dove abbiamo malinconia, sacerdote, mercante, conversazione e amatrice. Dunque, malinconia e sacerdote ovviamente mi fa capire che c'è stato un grande raffreddamento nel passato recente, dove i rapporti in qualche modo sono rimasti come per comunicazioni di servizio o per trattare, diciamo così, perché la carta del mercante è quando devi trattare delle situazioni, come quando devi proprio stringere degli accordi. Dunque, le comunicazioni, visto che c'è anche la carta proprio della conversazione, sono di servizio. Nonostante la matrice, qui in chiusura della linea, faccia capire che comunque lui tuttora ha un sentimento verso di te. Ok. Allora, al presente abbiamo Giovane Fanciulla, Omaggio di Preziosi, Superbia e Lettera. Dunque, Giovane Fanciulla e Omaggio di Preziosi sono comunque due carte che possono essere lette positivamente. Dunque, sì, c'è qualche preoccupazione per come andranno le cose in futuro, però sono anche due carte che parlano di occasioni, e occasioni che si spera non vadano sprecate a causa della superbia e dell'orgoglio, perché sono collegate a cioè superbia e lettera. Dunque, potrebbero esserci delle comunicazioni a pungere, cioè, ok? Dunque, diciamo che al presente... mm. Allora, nel prossimo, dunque, ora stiamo guardando, abbiamo visto prima, abbiamo visto adesso, guardiamo dopo, dunque qua si vedrà se viene oppure no. Abbiamo allegria, falsità e pensiero. Dunque, a me fa pensare che in fondo allegria parla di una possibilità, che le cose, nonostante, a dispetto di queste situazioni, comunque volgeranno a vantaggio. La carta della falsità però e il pensiero fa capire che in fondo fino all'ultimo non ti comunicherà quello che pensa veramente. Sì, fino ad ora è come se lui stesse comunque valutando, però l'orientamento è positivo finora perché l'apertura è allegria. Costanza, domestico, deliranti. Allora, la costanza è la riuscita. Dunque, in una domanda che prevede un esito sì no, qui ci sta dicendo che è un sì. Anche il domestico comunque è una persona che si rende disponibile. Però deliranti a chiudere ti farà comunque star male perché non si comporterà proprio benissimo. Ok?
Allora, esito, nemica, leggerezza, belvedere, ladro. Dunque, diciamo che gli ostacoli non sono pochi, ed è possibile che con questo belvedere comunque è quando si attende positivamente e dunque non è un'attesa vana o che può concludersi in un'attesa perenne, è l'attesa di un qualcuno che sta arrivando, di un qualcosa che sta arrivando. Ladro vuol dire che comunque sì, arriva, ma così, quando meno te lo aspetti, ok? Dunque, secondo me è un sì, ma proprio fino all'ultimo non credo che ti farà. Mm? Ok? Dunque, mi sembra che siamo... figurati, Michelle, un abbraccio, ciao, ciao, ciao. Benissimo, proseguiamo. Scusate, si sono mescolate un po', andiamo avanti, vediamo a chi tocca. Katia. Katia, 28 febbraio 75, Andrea, 7 dicembre 70. Pensa veramente ciò che mi dice? Oh, chissà cosa ti dice. Vediamo. Vediamo, facciamo così. Pensa veramente ciò che mi dice? Per me è molto difficile da comprendere perché non so cosa ti dice. Vediamo cosa ti dice, cioè vediamo cosa pensa veramente, ok? Così saprai tu definire se corrisponde a quello che ti dice. Allora, vediamo i pensieri di Andrea che esprime a Katia, cioè quali sono i veri pensieri di Andrea verso Katia. 7 dicembre del 70, dottore, è saltato il dottore, come se stesse cercando di trovare soluzioni. Vediamo un po'. Andrea. Allora, abbiamo nella linea del passato conversazione, speranza, artista, costanza, superbia. Allora, conversazione e speranza vuol dire, almeno quantomeno nel passato, riguardo al dire, fa capire comunque che è propositivo rispetto quello che ti dice, quello che pensa, cioè ehm, ha dei pensieri che nel lungo periodo possono essere costruttivi, comunque dei pensieri che quantomeno nella linea del passato, ottimistici, anche se artista, costanza e superbia può voler dire che comunque ha un atteggiamento non sempre veramente disponibile, a volte sembra un po' inavvicinabile, preso di sé e dunque magari fai fatica a capire se è sincero o se pensa, come dire, a te nel modo che vorresti e che lui dice. Ok, dunque lo capisco perché ti sembra che lui sia un gradino sopra. Al presente, amica, prigione, fedeltà e ladro. Dunque, al momento sussiste una forma di sforzo, è un po' fermo mm, sui suoi pensieri, è come se avesse bisogno o di incoraggiamento, comunque di essere ascoltato, di fare chiarezza, di rivedere anche eventuali errori che ha commesso. Fedeltà e ladro è un po' un binomio un po' strano, perché insomma, cioè una è la carta della fedeltà e l'altro dell'infedeltà. Dunque, o lui sta cercando veramente di migliorarsi
sta cercando di fare delle cose, ma ogni tanto il pensiero lo fa divagare. Comunque una volontà di essere positivo nei tuoi confronti c'è, okay, a dispetto di qualche ostacolo, qualche, cosa che ti nasconde, diciamo così, che non ti dice del tutto. Abbiamo Gran Signore, pensiero e militare, dunque nel prossimo periodo comunque imporrà una forza, cioè lui cercherà di difendere la propria posizione, il proprio pensiero. Abbiamo falsità, viaggio e consonante sorpresa. Dunque, questo falsità e viaggio potrebbe voler dire che o non ti dirà qualcosa riguardo un viaggio, oppure coglierà al volo l'occasione di uno spostamento, di un cambiamento, oppure che farà un cambiamento opportunistico. Io non ho idea di quale di queste cose, perché non è che abbiamo parlato. Comunque c'è una cosa alla fine positiva, perché consonante sorpresa, voglio dire, una conferma, no? Se vogliamo, alla tua domanda. Vediamo un po' l'esito: dottore, amatrice, bambino e amante. Dunque, secondo me c'è una volontà di recuperare un rapporto, di ricominciare con un sentimento autentico, non so se anche costruire qualcosa, ma anche magari, non so quanti anni hai Katia, magari ti vorrà proporre un figlio. Non so che cosa pensa veramente, però a me sembra che lui stia pensando alla possibilità di avere un bambino. Poi sarai tu a dirmi, a confermarmi eventualmente se quello a cui pensa è quello. Comunque, cioè nel senso, se ti ha detto di quelle cose, io vedo che pensa queste cose. Andiamo avanti. Ermanno. Allora, 3 gennaio 80, ci saranno cambiamenti in ambito lavorativo? Vediamo subito Ermanno. Ermanno, 3 gennaio 80, cambiamenti in ambito lavorativo? Il taglio è molto molto positivo. Allora, Ermanno sì, ma sì che ci sono. Aspetta che li vediamo anche insieme. Abbiamo un qualcosa che è cominciato nel passato, un po' incespicante e un po' quasi disorganizzato, che però ha dato modo di poter costruire, progettare delle cose. C'è anche la carta della stanza, dunque qualche colloquio, forse per mettere in piedi o un colloquio riguardo proprio il lavoro, o queste idee che ti sono venute. Comunque nel passato abbiamo un nuovo inizio, un inizio, ti ho detto, tra ladro e leggerezza, su cui non potevi di certo fare affidamento subito. Però pensiero, viaggio, amore, amante, guarda che queste sono carte molto favorevoli, dunque stai vivendo un periodo d'oro, ok? Dove c'è il progetto, c'è la voglia il pensiero e la voglia di cambiare, il cambiamento arriva. Questa è carta di cambiamento, è una carta dinamica. Guarda, amore, amante, dunque c'è grande entusiasmo anche, un bello slancio nel tuo lavoro. Ci sarà qualche ritardo, cioè dunque la notizia, lo spiraglio del cambiamento è imminente, qualche lentezza nell'arrivo di una conferma, però questa conferma arriva grazie a un'opportunità che ti offre un uomo che crede in te e che ti
ti proporrà un accordo, ok? Dunque, donna maritata, militare, donna di servizio e allegria. Dunque, tu vieni ampiamente riconfermato, dovrai essere determinato, molto determinato e anche combattivo, darti parecchio da fare, però sarai contento, ok? Bene, Ermanno, sono felice per te, è proprio una bella stesa. Andiamo avanti, vediamo Sara. Come andrà a finire la nostra storia d'amore? Perché parli di a finire? Come prosegue? Come andrà a finire? Mi parla già di un finale? No, vediamo Sara, fate attenzione alle domande, fate attenzione ai vostri pensieri. Allora, Sara, 5 settembre 97, Antonio, 19 luglio 81. Allora, scusate, saluto il Marietto che sta andando, ci saluta. Buonanotte Marietto, ci sentiamo domani mattina. Va benissimo. Allora, dunque Sara e Antonio. Sara, 5 settembre 97, Antonio, 19 luglio 81. Sì, Marietto. Allora, però Marietto fammi concentrare su Sara, perché sennò vengono fuori le nostre carte. Allora, Sara e Antonio. Sara, 5 settembre 97, Antonio, 19 luglio 81. Vediamo come andrà nel prossimo periodo. Allora, abbiamo questo taglio un po' così. Allora, tu sicuramente mi hai chiesto come andrà perché nell'aria c'è strana energia, nel senso che abbiamo una linea del passato positiva, messaggero, gran consolazione, omaggio di preziosi, dottore, casa, dunque parla di comunque una storia, una relazione che con questo messaggero diciamo che è basata molto sugli scambi, sulle telefonate e questo ha creato in te o comunque in voi l'aspettativa verso appunto delle cose belle, infatti ci sono state delle conferme, ma anche un prendersi cura, un'intimità, dunque abbiamo un bel passato. Non vedo cose strane nel passato, dunque non c'è stato un vero e proprio evento, almeno non me lo segnalano, forse una qualche forma di trascuratezza, forse è possibile che uno dei due abbia dovuto occuparsi di qualcuno a casa, diciamo che al massimo può essere questo, ma non vedo fratture o cose drammatiche. Abbiamo comunque al presente amica, mercante, prigione e conversazione. Dunque, come andrà a finire, come dici tu? Diciamo che al presente c'è un qualcosa, o è nata un'amicizia sul posto di lavoro, oppure ha bisogno, diciamo così, di riflettere, sta prendendo tempo, diciamo così. Non so bene quale sfumatura di queste, perché non ci siamo parlate, dunque non ho idea, però mi pare che al momento sia un attimino ferma la situazione, un po' bloccata e questo ti fa temere per come andrà. Però conversazione è una carta comunque che chiude la linea non in modo negativo,
dunque non voglio vedere il peggio, ok? Nel prossimo, non è che non voglio vederlo, non ce lo vedo, ok? Abbiamo stanza, sospiri, donna di servizio. Dunque, nel prossimo periodo forse qualche appuntamento mancherà, oppure probabilmente darà disdetta, oppure l'intimità che c'è fra voi sembra allontanarsi, però donna di servizio è una carta favorevole, propositiva. Dunque è vero che c'è una forma di allontanamento, ma comunque c'è ancora della volontà. Ora, leggerezza, falsità, gran signore. Dunque, allora, io ci leggo forse un'interferenza di qualcuno, il rischio di cogliere un'occasione che sarebbe meglio non cogliere, perché è un'imprudenza, è una leggerezza. Dunque può essere che lui riceva una tentazione nel prossimo periodo. Però, Gran Signore, penso che o resisterà o comunque si comporterà bene. Diciamo che alla lunga ti ripaga. Però, vedi, giovane fanciulla, gelosia, domestico, viaggio. Dunque, credo che un episodio che ti renderà parecchio gelosa e anche insicura avverrà, ma domestico e viaggio fa capire che comunque lui ce la metterà tutta e cambierà atteggiamento. Dai, se temi qualcosa, comunque prova a dargli fiducia. Non ho visto una chiusura. Allora, andiamo a vedere un pochino un'altra domanda. Allora, abbiamo Sofia che vuole sapere se farà il viaggio che vuole fare e se andrà bene. Vabbè, vediamo cosa nel prossimo periodo se c'è un viaggio e poi quello che ci dice la stesa. Vi ricordo sempre che guardiamo un periodo piuttosto limitato, dunque possibilmente il viaggio lo farai, se non compare nella stesa non è detto che non ci sarà, magari non sarà in un lasso di tempo intervistato, interrogato dalle sibille. Vediamo comunque cosa ci dicono per il tuo viaggio, Sofia. Allora, 31 ottobre 68. Vediamo se ci sarà il viaggio e un po' come andrà. Ah, quanto sogni di andare lontano, proprio. C'è questa attesa, non è neanche è da tanto proprio che lo desideri, vedi sospiri e leggerezza. Con leggerezza è una carta che ovviamente oltre a parlare di un desiderio di momenti di svago o comunque di al negativo può anche dire attenzione non prendere sotto gamba qualcosa, in questo caso che parliamo di viaggio, sospiri e leggerezza è proprio agogne mete lontane. Ok, dunque vediamo, andiamo avanti. Allora, amatrice, artista, gran consolazione o consolante sorpresa, vecchia signora prigione. Dunque, già in passato tu desideravi fare questo viaggio con una persona e c'era anche tutta l'intenzione, sembrava proprio positiva, però pluff, blocco. Dunque, nel passato già questo progetto si è arenato. Abbiamo però al presente malinconia, costanza, amica, belvedere. Dunque, tu vuoi proprio farlo, però cominci
a temere che la cosa non si manifesti, non prenda il via. Però Costanza è molto positiva, anche l'amica, o qua mi sta dicendo che alla fine è con un'amica che partirai e dunque è proprio imminente la conferma di questa partenza, oppure comunque mi dice porta pazienza perché qualche cosa si sblocca. Sono più dell'idea che questo viaggio lo farai con un'amica. Allora, abbiamo gran consolazione e gran signore, disgrazia. Dunque, diciamo che mentre sarai contenta di questa cosa, andrai a discutere con un uomo. mm? Evidentemente non sarà tanto contento di questo viaggio, oppure si creerà appunto una situazione improvvisa, come dire, non preventivabile, ok? A parte che lo stiamo già vedendo noi con le sibille, comunque ci sarà un motivo di scontro oppure qualche imprevisto che dovrai valutare o risolvere. Ad ogni modo abbiamo lettera, vedovo, donna maritata. Dunque ho la sensazione che tu venga messa di fronte a delle responsabilità e che in fondo è probabile che non subito, o che comunque devi riuscire a superare qualche rimpianto, qualche senso di solitudine, qualche rimprovero che ti viene posto. Vediamo l'esito. Falsità, stanza, allegria, dispiacere. Dunque, allegria e dispiacere sono due carte molto contrastanti. Non è un esito pieno, non è un esito completamente sì. Cioè, si stanno per sbloccare le cose, però nello stesso tempo si vengono a creare delle difficoltà, come se non fossi sostenuta in questa situazione e come se si creassero comunque dei contrattempi, oppure proprio una persona che non è tanto contenta di questa cosa. Dunque, cioè, come dire, la felicità nell'infelicità, ci deve essere un qualcosa qualche evento che spiegherà questo esito così, cioè si crea un'opportunità di vedere o vedi, questa è o una notizia, dunque l'opportunità, una notizia da cogliere al volo, un qualcosa di positivo, oppure addirittura la possibilità di vedere finalmente qualcuno che magari stai sperando di poter incontrare, perciò mentre sei felice però ci sarà un qualcosa che non sarà completamente una piena realizzazione. Non so, spero che abbiano senso per te, perché io non conoscendo il tuo vissuto non ho idea di come possa manifestarsi questa cosa. Allora, faccio l'ultima domanda, vediamo Daniela, 11 agosto 80, se riuscirà a diventare mamma quest'anno. Quest'anno intendi nell'arco del prossimo anno o entro l'anno? Comunque, tanto ad ogni modo le sibille vanno fino a un certo tot, vediamo se la vedo questa gravidanza. (11 agosto 80). Daniele. Beh, una notizia, sembra proprio che ci sarà. Allora, la carta di un bambino non è venuta. Ciò nonostante non significa no. Proviamo a interpretarle insieme. Domestico, mercante, donna di servizio, conversazione, costanza. Dunque, diciamo che con il tuo fidanzato, compagno,
possibilmente marito, non lo so, non è proprio la carta del marito vera e proprio, però è una persona che ti vuol bene, che ti sta vicino e che sicuramente riveste questo ruolo con te, no? Dunque abbiamo domestico mercante, dunque ne avete sicuramente parlato, avete provato a trovare un compromesso, un accordo, e probabilmente c'è anche molto impegno nel riuscire, no? Conversazione e costanza comunque è una prima linea positiva, dunque tutta l'intenzione c'è. Amatrice, ammalato, denaro, donna maritata, dunque la volontà c'è, il sentimento è anche quello giusto, però c'è qualche riflessione da fare bene, forse che ha proprio a che fare con le questioni economiche, come portare avanti in modo pragmatico questa cosa, o probabilmente questa cosa risulterà un pelino dispendiosa, io non so come mai, però viene fuori questa cosa. Forse o c'è la preoccupazione che questo possa alterare gli equilibri, ad ogni modo non è del tutto negativa questa linea, dunque magari è solo il segno di una qualche preoccupazione eccessiva che in realtà non ha un reale fondamento. Lettera, sacerdote e prigione. Diciamo che per il prossimo periodo non vedo questa possibilità, è come se ci fosse un momento difficile o dove vi dovrete rivolgere a un qualcuno. Comunque per un pelino, per un pochino nel prossimo periodo, anche se la carta della prigione può parlare di gravidanza, però non ci sono altre cose, cioè è come se il sacerdote andasse a raffreddare, ok? E dunque il sacerdote, 2 carte di picche, non mi sento di dirti che è un sì. Però, consolante sorpresa, amore amica, dunque già c'è uno spiraglio più avanti, non nell'immediato, diciamo che nell'arco del prossimo mese vedo già un qualcosa come un superamento di ostacoli, la possibilità che possa effettivamente modificarsi qualcosa, vedi? Consonante sorpresa, amore, amica, dunque un'armonia, un qualcosa che comincia ad andare meglio. Allora, vedovo, malinconia, fedeltà e giovane fanciulla. Dunque, diciamo che queste 2 carte, per quanto riguarda l'esito, parlano di un qualche rimpianto nei confronti del passato. Probabilmente senti di aver perso un'occasione, e questa cosa un po' ti pesa, ti fa dispiacere. Però guarda, fedeltà e giovane fanciulla, a me sembra che comunque ci sono ottime speranze, ottime possibilità nel prossimo periodo. Dunque mi farai sapere. Benissimo, allora io vi ricordo gli appuntamenti prossimi, abbiamo domani alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque iscrivetevi al suo canale se ancora non l'avete fatto, così che potrete commentare nella diretta come avete fatto questa sera qui. Vi potrò rispondere insieme al Marietto, tra l'altro lui risponderà con la radiestesia, dunque col pendolino, e io continuerò a rispondervi con le sibille. Dunque se non ho risposto a voi oggi, e se avete tempo e modo di raggiungerci domani pomeriggio alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, venite lì che avrete la vostra occasione in quella sede. Tornerò per la diretta lunedì, ormai gli affezionati del canale sanno che lunedì e venerdì 21:30 io sono a disposizione gratuitamente per una domanda. Dunque vi aspetto domani se non sono riuscita a rispondervi.
Vi abbraccio tantissimo, vi ricordo che comunque sono disponibile per consulti privati, il prezzo di un consulto è 20 euro, la durata è 45-50 minuti, se vorrete appunto un approfondimento personale non esitate a chiamarmi, non mangio nessuno, dunque anzi sono ben contenta di potervi essere di aiuto se possibile. Dunque saluto ancora gli altri amici che non ero riuscita a salutare prima, ho visto che c'è Nunzia, Nancy, Elisa, Sara, ciao Sara, Bernardina. Ah, Bernardina, oh cavoli, ti avevo promesso una cosa. Bene, allora io mantengo a costo di ogni sacrificio, mantengo la mia parola, dunque Bernardina, ti rispondo, scusa se non l'ho ancora fatto, ti avevo promesso appunto di darti la risposta. Vediamo un pochino che vado a rileggermi l'appunto. Dunque, Bernardina 4 giugno 69, Salvatore 16 giugno 57, vediamo se è lui che la contatta segretamente e non risponde. Vediamo cos'è, ci sono questi messaggi, queste chiamate. Vediamo Bernardina, perdonami, mi era proprio, meno male che ho letto il tuo nome, altrimenti sarebbe scivolata via così, perdonami. Allora, allora, domestico, conversazione, militare, lettera, nemica. Allora, questo signore, questo Salvatore, secondo me, comunque parla con qualcuno, probabilmente prende informazioni, probabilmente ti segue di nascosto, oppure nel senso da lontano, non lo so, però vedi che c'è un qualcosa di segreto legato alle comunicazioni, è una nemica. Dunque, diciamo che c'è un qualcosa, o forse qualcuno che gli dà informazioni, o in ogni caso un segreto. Dunque già nel passato questa persona si è mosso, non è stato con le mani in mano. Amatrice, gran consolazione, stanza, nemico, dunque comunque continui a essere una persona a cui lui rivolge un pensiero, la persona del cuore, in qualche modo ha ancora un sentimento, e questo sentimento ha origine nel passato, e potresti avere anche una qualche notizia, però vedi il nemico, dunque altri contrattempi. Amore, gelosia, omaggio di preziosi. Secondo me, vedi che lui, per me è un sì, comunque, è un sì, ma dove ci sono comunque dei tormenti emotivi, delle situazioni che vengono sprecate, delle opportunità, se vogliamo, che potevano essere positive, ma non che potevano, qua stiamo guardando il futuro, delle possibilità positive in futuro che però potrebbero essere perse, ok? Questo è un peccato perché comunque abbiamo questa carta che può far capire che il potenziale c'è. Abbiamo sospiri, morte e riunione, dunque per un po' smetterà. Ok, queste manifestazioni che stai ricevendo ora di messaggi, di telefonate dove non risponde nessuno, per un pochino cesseranno, però avverrà un incontro. Dunque smetterà di farsi sentire, ma credo che lo incontrerai. Comunque vedi, messaggero ammalato, donna maritata bambino, guarda che è lui, secondo me è proprio lui, perché messaggero ammalato vuol dire che sì, chiama, prova a entrare in contatto, però guarda com'è, comunque poi sta sulle sue, non si chiude, è preoccupato.
e la donna maritata e il bambino è un po' il desiderio di ritornare in contatto con te, di ricominciare, di riprendere. Dunque stiamo a vedere, comunque non mi sembra una cosa superata, c'è ancora qualcosa. Bene, spero di averti risposto, chiedo scusa e ringrazio ancora tutti. Vi ringrazio per aver partecipato a questa serata, saluto ancora tutte le persone, tutti gli amici che si sono collegati questa sera, anche Giovanni che è arrivato dopo, Elisa, Giulia, Giusi, Francesca, Eleonora, Roberta, Alessandro, quanta bella gente. Dunque, Tiziana, Chiara, bene o male gli altri li ho già salutati, Alena. Bene, grazie a tutti. Dunque, se non vi ho risposto stasera, tornate domani sul canale YouTube del Marietto Veneziano ore 16. Diversamente ci troviamo lunedì sempre qui 21:30. Vi abbraccio tutti, vi auguro una buona notte e un buon proseguimento di serata. A presto.